Salve a tutti, vediamo ora un riassunto riguardo alla fattorizzazione dei polinomi e la loro divisione. Quindi si usano sempre le regole proti notevoli scritte all'inverso, perché noi abbiamo un'espressione di questo tipo, la scriviamo come una moltiplicazione, appunto le fattorizziamo. E questo a cosa servirà a fattorizzare? Ad esempio per andare a fare calcoli con frazioni algebriche ci aiuterà per risolvere delle equazioni. Comunque adesso intanto vediamo questa fattorizzazione. Quindi qua il quadrato del binomio, no? Scritto così. Cioè qui ho la somma e vado a scrivere un quadrato del binomio. Sono i prodotti notevoli di prima, però ho aggiunto questi perché di solito non si usano nel verso a moltiplicazione di solito. Allora comunque notiamo qua abbiamo la differenza di due quadrati, però non abbiamo una somma, una formula per la somma di due quadrati, perché quello non si riesce a fattorizzare. Abbiamo però adesso come novità una differenza di cubi e una somma di cubi. Allora, A alla terza meno B alla terza e A alla terza più B alla terza. Com'è anche facile ricordarseli, perché sembra complicato, ma non lo è. Qui questo primo è senza le potenze. A meno B, se tolgo le potenze qui ho A più B, e qui nella seconda parentesi ho sempre A al quadrato, B al quadrato, e sempre AB, non 2AB come il quadrato del binomio, AB e AB, ed è il segno inverso di quello che qua è il meno, qua è il più, qua è il più, qua è il meno. Ok, vediamo come esempio utilizzare queste regole per fattorizzare. Se io mi trovo l'espressione x al quadrato meno 6x più 9, potrei riconoscere questo 9 lo scrivo come 3 al quadrato, perché qui ho un 2 per, allora questo meno 6 scrivo come meno 2 per 3 per x. E vedo che ho proprio questo, se io scelgo come A x e come B scelgo 3, perché funziona tutto. Perché appunto è x al quadrato, qua 3 al quadrato, meno 2ab, meno 2 per x per 3, qui ce l'ho. E quindi questo si può scrivere come quindi a meno b al quadrato, x meno 3, tutto al quadrato. Oppure se io trovo x alla terza meno 8, riconosco la differenza dei due cubi, perché 8 è 2 al cubo, quindi prendo a è uguale a x e b uguale a 2, ed è proprio quello, e vado a fattorizzarlo secondo questa regola, x meno 2, e poi qua x al quadrato più 2 per x più 4. Ho usato questa regola. Ok, poi abbiamo ancora un altro tipo di fattorizzazione che è importante da dire, quella del trinomio x al quadrato più sx più p, che si andrà a fattorizzare come x più a, x più b, ma noi dobbiamo appena trovarli questi a e b. Ma come si trovano? A per b è p e a più b è s. E vediamolo in un esempio: x al quadrato più 14x meno 15. Allora devo cercare a e b. A per b è meno 15 e a più b è 14. Allora questo meno 15 lo scrivo come prodotto in tanti modi, cioè, potete scrivere in tutti i modi, insomma, in questo caso meno 3 per 5, meno 5 per 3, meno 1 per 15, meno 15 per 1. In questo caso non ci sono altri modi, e questo è il prodotto, ma la somma mi deve dare 14. Allora questi vado a sommarli in ogni caso e vedo quando trovo 14. Beh, lo trovo in questo caso perché ho meno 1 più 15, trovo 14. E allora A e B che cercavamo sono proprio meno 1 e 15. E quindi se devo fattorizzarlo così ho x meno 1, x più 15. L'abbiamo fattorizzato. Allora, come anticipavo, questa fattorizzazione, ad esempio, si usa se ho da fare dei calcoli con frazioni algebriche. Se ho questo 2 fratto x più 3 meno x meno 9 fratto x al quadrato meno 9, allora cosa faccio? Devo ragionare in modo simile a come si fa il calcolo delle frazioni con i numeri. Qua vado a fattorizzare il denominatore in modo per capire poi qual è il denominatore comune. Allora x al quadrato meno 9, differenza dei due quadrati, vado a fattorizzarlo come x meno 3 per x più 3. E allora denominatore comune qual è? Qui ho x più 3, qui x meno 3, x più 3. Beh, il denominatore comune è x meno 3, x più 3. Allora, adesso ci chiediamo, questo x più 3 va moltiplicato con cosa per diventare questo? Va moltiplicato con x meno 3. E allora anche 2 va moltiplicato con x meno 3.
poi ho questo meno, e allora questo denominatore è uguale, allora lascio tutto uguale, però attenzione, questo meno davanti a una frazione va a influire sui segni di tutto, e quindi questo li metto in parentesi, x meno 9. Ok, allora il denominatore lasciamo così, al numeratore andiamo a fare le moltiplicazioni, questo meno mi va a cambiare i segni di questa parentesi, poi ancora sommo 2x meno x e x, meno 6 più 9 e più 3. E poi vedo ancora, certo non sempre riesce, ma questo si va ancora a semplificare con questo e trovo 1 fratto x meno 3. Ok, poi vediamo ancora per i polinomi la divisione dei polinomi. Questa è una regola per dividerli in generale. Devo avere questo polinomio diviso quest'altro polinomio. Come si fa? Si divide il primo termine qua col primo termine qua. 6x alla terza diviso 2x alla seconda, 6 diviso 2 è 3, x alla terza diviso x alla seconda è x, quindi 3x. Adesso questo 3x lo vado a moltiplicare con tutti questi e scrivo qua 3x per 2x al quadrato è 6x alla terza, 3x per meno 4x è meno 12x al quadrato, 3x per 1 è 3x. E poi cosa devo fare? Devo fare questo polinomio meno questo polinomio, ma per farlo più facilmente vado a cambiare il segno di tutti questi termini e faccio la somma. Allora 6x a terza meno 6x a terza va via, e così deve essere se abbiamo fatto correttamente. Meno 2x al quadrato più 12x al quadrato è 10x al quadrato più x meno 3x e meno 2x, questo meno 1 lo ricopiamo qua. E adesso come si fa? Si fa allo stesso modo, 10x al quadrato diviso 2x al quadrato, 10 diviso 2 è 5, x al quadrato diviso x al quadrato è 1, quindi è 5. 5 lo moltiplico con tutti questi e trovo tutti questi termini. Vado a cambiare di segno, sommo e trovo questo. Adesso mi fermo perché sennò per continuare dovrei fare 18x diviso 2x al quadrato, avrei un x a una potenza inferiore diviso un x a potenza superiore, quindi non lo faccio, rimane così. Allora ho fatto la divisione, questo è il quoziente, questo è il resto. E cosa significa questo? Che questo polinomio qua, il dividendo, è uguale al divisore per il quoziente più il resto. Ok, questo è in generale per dividere polinomi, però una cosa che risulta molto utile e si utilizza molto è non dividere in generale i polinomi, ma dividere con binomi del tipo x meno a. E per fare questo si usa la regola di Ruffini, che è molto semplice, che si usa una tabella. Questo serve per dividere un polinomio con x meno a, qui ho x meno 3. Se qui avessi un più, allora a sarebbe negativo semplicemente. Questo a è quello che compare qui poi. Allora come si fa? Si scrivono tutti i coefficienti di questo polinomio nell'ordine. 2, meno 7, 5. Qua si tira una riga, anche qua, qua. E questo a lo metto qua, quindi x meno a, attenzione, questo lo metto qua, qui ho sempre 0 in ogni caso. Allora come si fa poi? 2 più 0 è 2, 2 per 3 è 6, meno 7 più 6 è meno 1 per 3 è meno 3, 5 meno 3 è 2. E cosa ho trovato? Questi coefficienti che trovo qua mi rappresentano il quoziente e questo è il resto. Allora, in che senso mi rappresentano? Quando io uso la regola di Ruffini, il grado di questo polinomio cala di 1. Se qui avevo secondo grado, qui sarà il primo grado. Se qua avevo il quinto grado, qua avrò il quarto grado, avrò più termini, no? E quindi, visto che questo è il secondo grado, questo è il primo grado. Allora 2 alla x meno 1. E quindi sempre la stessa cosa, il dividendo e il divisore per il quoziente più il resto. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.